è una cosa che io non avevo mai visto prima e spero di non rivedere più. A parlare nel corso della conferenza stampa quotidiana è colui che il presidente Zaia ha definito l'uomo delle terapie intensive, colui che ha combattuto con il virus giorno dopo giorno. Mi sentivo tutti i giorni coi colleghi di Milano, che stavano una settimana avanti a noi, non so se poi avanti è il termine giusto, forse peggio di noi, e abbiamo cercato di fare tesoro della loro esperienza, delle loro difficoltà e devo dire prendere in considerazione quell'esempio. E giorno dopo giorno il Veneto oggi può fare un sospiro di sollievo. Oggi i pazienti positivi al Covid, ricoverati in rianimazione in tutta la regione, sono 2. I pazienti che hanno avuto il Covid, sia positivi che negativi, sono 20. Quindi abbiamo 18 pazienti che sono stati Covid e sono ancora ricoverati per sequele della malattia e 2 pazienti che hanno ancora la malattia in fase acuta. Stando a questi numeri, evidenzia Navalesi, il virus si può definire clinicamente morto e la situazione sotto controllo. L'impatto clinico, almeno sulle terapie intensive, oggi è molto modesto. Sta scendendo anche sugli altri reparti e quindi quella frase va letta, quell'avverbio va letto per quello che è il suo significato. Io conosco Alberto Zangrillo, che è un uomo intelligente, e non penso che abbia detto «bon, finito, non ci pensiamo più». Guardi che l'hanno vissuto un problema grande come una casa e lo sanno, però siamo più pronti di prima e lo affronteremo se si ripresenterà. Non sappiamo cosa succederà a ottobre, però mi permetta, sarà molto più facile a ottobre di quanto non è stato a febbraio. Fare previsioni però è troppo difficile al momento. Chiunque oggi faccia una previsione su quello che succederà a ottobre, per me è un demente. Perché siccome è come lanciare una monetina in aria, io non mi gioco la mia credibilità sul 50% di probabilità, perché quello è. Se chiede a me, stante il mio inguaribile ottimismo nella vita, perché sono stato un uomo fortunato e quindi vedo tutto rosa, no.